Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Una donna sulla quarantina di origini straniere è stata uccisa con alcuni colpi di arma da fuoco, probabilmente un fucile, in un casolare di campagna dove viveva. Il fatto è avvenuto in una zona agricola di Paternò, nel Catanese. Il cadavere è stato ritrovato in contrada Rotondella. Pare che la vittima lavorasse come bracciante agricola. Amministrazione straordinaria per la Lukoil di Priolo Gargallo, lo ha stabilito il decreto legge sulla tutela degli interessi nazionali nei settori produttivi strategici approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. Giorgia Meloni esprime soddisfazione per l'approvazione, una norma con la quale il governo interviene per garantire la continuità del lavoro nella raffineria ISAB di Priolo, che impiega con l'indotto circa 10.000 persone. Arrestato in Francia uno dei presunti dell'ingresso in Italia di centinaia di clandestini, si tratta di uno dei 3 guineani coinvolti nell'operazione Malta's Passer, indagine che aveva permesso di portare alla luce come decine di clandestini, utilizzando documenti di identità contraffatti, fossero entrati nel territorio nazionale a bordo di voli in linea da Malta, atterrati in numerosi aeroporti italiani. Oltre 76 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR per restaurare e valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico rurale siciliano. È stato pubblicato sul sito dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana l'elenco definitivo dei 565 progetti ammessi al finanziamento. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.